arrestati, perseguitati, cacciati, uccisi. Storia di donne, di uomini, di bambini. Storia di italiani che dovettero abbandonare la casa dei loro padri. La follia della pulizia etnica, degli slavi comunisti, la tragedia degli istriani, dei fiumani, dei dalmati riecheggiano ancora. I loro passi sotto i cieli dell'infanzia, su una terra diventata improvvisamente gelida, straniera, nemica. Una terra che ha inghiottito migliaia di vite innocenti, gettate in buchi profondi chiamate foibe. E poi il dramma dei sopravvissuti, fuggiti, l'esodo verso un'Italia che non li ha accolti, che non li ha soccorsi. Oggi, nella giornata del ricordo, di quella storia di dolore restano immagini sbiadite, ma la memoria è limpida, accesa, vivida. E per non spegnerla mai più, in tutta Italia si tengono cerimonie come questa, a Vicenza, dove il sindaco ha deposto una corona d'alloro e ha reso gli onori ai martiri di una delle pagine più buie della storia contemporanea. Noi ci riferiamo contro tutti i regimi dittatoriali, totalitari, che hanno provocato violenza, sangue e che hanno distrutto intere generazioni, e quindi da questo punto di vista i martiri delle foibe, quindi le vittime delle foibe, sono un momento storico importante che lo Stato ha voluto finalmente ricordare, che noi rammentiamo qui con un ricordo anche di natura religiosa ma poi anche civile, e lo ricordiamo appunto quest'anno in modo particolare con l'intitolazione di una nuova piazza a Polegge a Norma Cossetto, che è simbolo della violenza di questi avvenimenti, proprio con riferimento agli istriani dalmati in particolare. Convegni, lapidi, pietre d'inciampo. Vicenza sta lavorando molto sulla memoria della tragedia della Shoah e sul ricordo dei martiri delle foibe. Storie che devono resistere alla dimenticanza, che devono rappresentare un monito. Che non accadano più eccidi, che nessuno sia più costretto a perdere la propria casa, la propria terra, la propria vita. Dopo il trattato di pace, firmato dall'Italia nel 1947, bisognava stabilire se eri italiano o meno. Se volevi rimanere italiano non era possibile, dovevi optare, cioè dire sono italiano, e quindi eri costretto all'esodo. I martiri delle foibe non appartengono a foto ingiallite, a un orrore lontano. La loro storia abita ancora nel nostro presente, così come l'esodo dei sopravvissuti fuggiti verso un abisso di incertezza. Doveva essere riconoscente l'Italia verso queste persone che avevano abbandonato tutto e quindi in completa povertà scelsero di essere italiani.